Amici, non mi viene, cioè, amici bellini, che è la felicità, no? Diceva nella famosa commedia di Edoardo, Lo coraggio del pompiere napoletano, che noi spesso citiamo. Ad un certo punto il marchesino Zoccola dice: io dalla gioia morirò. E la ragazza risponde: che felicità! Come? No, dico, che felicità anche per lei, risponde Edoardo per metterci una pezza. Mi sa che qua escono 3 video oggi. Il video di prima l'avete già visto, se non l'avete visto siete completamente pazzi, perché è la mia vita. E poi ci sarà un terzo video dove parleremo dell'analisi tattica, ma adesso dobbiamo fare il post partita. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici miei, Iron Mike l'abbiamo benvenutato in live, è stata una live bellissima, tutta completa, lunghissima, compresa di live reaction, ci sarebbe da fare spezzoni, i miei eroi se la sono recuperata poi dopo, se la sono vista, sono usciti nuovi hashtag, è uscite le smorfie di Gotti, tutta una serie di cose bellissime. Ma prima di cominciare, a me questa maglietta mi sembra che è un po' sfumata, guardate che vi faccio vedere, guardate che è arrivata. Un po' di privacy. Fluido.net. Vediamo di cosa si tratta, perché io lo sapete, io faccio gli ordini e poi me li dimentico, ed è la cosa bella del mondo. E poi parliamo delle parole di Rachmani, di Insigne e di Spalletti, perché è tutto molto importante. E allora da questo pacco, doppio pacco e contropacco, che meraviglia. In realtà io ho fatto una doppia spesa, perché questa qui non ce l'avevo e avevo voglia di farla, di renderla anche anziana, no? Perché mi hanno invecchiato la canzone, e lo sapete, la famosa canzone che era Fragili mentalmente, no? Però io sono comunque contento, perché comunque è una mia fatica musicale, e quindi Fragili mentalmente è la mia fatica musicale e va bene. Ma noi stasera, visto che non siamo più fragili mentalmente, indossiamo quest'altra. Ci azzecca, non è una marchetta, ci azzecca sempre. La marchetta è che questa è la maglietta di Messico 86 ed è, secondo me, bellissima, e la trovate sul mio store fluido.net. È un modo di supportare il fatto ma non solo il canale, anche il fatto che io faccia musica. Cioè, la devo indossare, ho scelto un colore particolare, asphalt, perché li abbiamo asfaltati. E 1 e 2 e 3. Non è asphalt, questo è armi, è diciamo, come si dice, armi, l'esercito bellino che non siete altro. Ma com'è bello Fluido.net, meraviglia. Messico 86, andate a sentirvi la canzone, perché mi sento male, sto tutto emozionato che già è online e voi la state già sentendo, l'avete già sentita, avete commentato, avete lasciato i like su questo video e anche sulla canzone, perché nella canzone è la canzone, è il video, quindi non ve lo posso ricordare, maledizione. Allora, con calma, è importante fare le cose con calma. Ci sono 2 passaggi fondamentali di Spalletti. Il primo ve lo devo dire subito, perché Spalletti gli stava scappando. Ovviamente qualcuno l'avrà notato, io lo mettiamo un attimo qua per sicurezza, ma come si dice, si censura da solo subito, non se ne accorge, sentite bene. Il pallone come la vita ogni tanto ti dà. Luciano, il pallone è come la visione da vicino. No, è come la vita, intendeva come la vita, perché ti dà delle occasioni, e se tu le sfrutti le occasioni, poi dopo cambia il futuro, il destino. Il filosofo che è Spalletti. Allora, con calma ovviamente, perché poi ci sarà un passaggio anche su Fabian Ruiz molto importante, che mi piacerà sottolineare, ma andando per ordine, ho trovato sui vari canali, c'è un canale che si chiama Bianco Azzurro 1926, se non sbaglio, che fa un lavoro straordinario, che raccoglie tutte le interviste post partita. Intervistano Rachmani, gli fanno notare come giustamente l'Udine era considerata nella sua memoria come la partita dove lui esordì con quell'errore e invece questa volta poi fa anche il gol, quindi importante. Rachmani mi è sembrato molto, devo dire la verità, maturo, risposte mature e nemmeno banalissime rispetto alle domande, perché le domande sono banali ma le risposte possono essere anche interessanti.
e lui dice vabbè, non dovevo pensarci tanto prima, non ci devo pensare adesso, la partita successiva è quella che conta, non vincere, la partita successiva che conta. E poi DAZN credo che lo intervista e fanno di cosa ti pigli da Barzagli, cosa ti vuoi rubare per migliorare, e lui proprio candido, la sporchezza. Che meraviglia, la sporchezza, nel senso che lo si sa, perché si sa nell'ambiente, non lo diciamo solo noi tifosi, lo sanno anche i giocatori che i difensori devono saper essere sporchi, nel senso sapersi aiutare, magari interventi non estremamente puliti, ma essere sporco nel senso che magari tu vai in contrasto con l'avversario, sporco, cattivo, però non ti fai beccare, non ti prendi il fallo o l'ammonizione. Guarda che questa è una cosa importante. Dai Barzagli che ti prendi la sporchezza, grande risposta. Mentre DAZN insiste, pare che lo volessero sfottere, l'assist di Koulibaly, bell'assist, è proprio voluto, era voluto, riguardatevi maledetti disonesti, sempre calcisticamente parlando, disonesti, è voluto, è un assist, è tutto lo schema così, Koulibaly non doveva andare al gol, rivedete il passaggio che fa Koulibaly, che finisce per essere sporco, il passaggio, ma non era un tiro in porta, quindi sfottete poco. DAZN, sfottete poco perché calcisticamente parlando non mi state piacendo. E poi gli chiedono anche della titolarità e lui ha detto io pure ai miei amici l'ho dovuto spiegare, molto molto bravo, molto onesto Rachmani. E al Napoli devono esserci 4 giocatori forti, non è che posso sperare di essere titolare inamovibile, ed è giusto così. Ad Insigne gli chiedono siete primi in classifica, che c'era ieri, non conta nulla, risponde bene Insigne, il primo posto, sottolinea il fatto che Spalletti tira fuori, cerca di tirare fuori qualcosa in più da noi giocatori, e dice, e ne sottolinea l'esperienza. Ragazzi, quando noi parliamo del post partita e delle parole dei giocatori e dell'allenatore, io non mi devo chi mi segue bene lo sa, e quindi le cose che diciamo prima che poi si confermano con le parole del nostro mister, e io alzo le mani ed è la cosa più bella del mondo, cioè per me vuol dire che ho intuito una cosa che esiste, che non ce la stiamo campando in aria, assolutamente. E poi gli dicono anche guarda i numeri dell'anno scorso e di 2 anni fa sono numeri uguali, che cosa significa? E che cosa significano? Insigne dice non significano niente, i numeri non è che uno si deve adagiare, ma attenzione Insigne, non è che tu ti adaggi perché l'anno scorso e 2 anni fa hai vinto lo scudetto e allora ti adagi ai numeri e vinci un'altra volta lo scudetto. No, guarda che l'anno scorso non è andata bene, quindi questa domanda quasi a trabocchetto significa avete cominciato bene pure gli anni passati, poi che è successo? Quindi è quasi tutto il contrario di dire il Napoli punta allo scudetto. Ma comunque passiamo a Spalletti, che mi sembra la cosa più importante e più interessante. Spalletti dà più titoli lui in 3 minuti che la stampa napoletana in 3 anni, è una cosa straordinaria. Che poi sia filosofo, che parli lento, vabbè, a me adoro. Il primo posto ci cambia poco, lei vuole essere in vetta, si riferisce alla giornalista che gli fa la domanda. Che cosa si tiene di questa partita Spalletti? Si tiene l'atteggiamento, che è da confermare, che non è un atteggiamento nuovo, è un atteggiamento che abbiamo già cominciato a vedere con l'Eister. Ecco perché quando io dico, è chiaro, abbiamo vinto meritatamente con il Venezia, con il Genoa e con la Juve, però sai però con delle difficoltà che abbiamo superato anche brillantemente, sempre con un pochino di sofferenza sul finale, la zona Mazzarri, tutto quello che volete voi, però meritando, però sai, bisognava fare. E Spalletti dice questo nel nostro ambiente spogliatoio, abbiamo detto dobbiamo migliorare delle cose perché con questo tipo di atteggiamento poi sul lungo non va bene. Quindi è successo, si è migliorato già con l'Eister, e andate a vedere come ero soddisfatto io della partita con l'Eister, al di là del risultato, perché ho detto Messico 86, al di là del risultato, perché ho detto che anche se l'avessimo persa sarei stato contento dell'atteggiamento, credeteci o meno. E quindi lui dice l'atteggiamento si conferma, quello buono visto con l'Eister, e si conferma oggi. Dopodiché ovviamente il pallone è come la non intende questo, i segnali visti all'Eister sono i passi in avanti di cui si parlava prima. E poi lui cita ovviamente quando gli dice ma il Napoli, allora il Napoli, l'Inter, lui dice attenzione, c'è l'Inter, c'è il Milan, che lui ripete essere una di quelle squadre che si è confermata rispetto all'anno scorso anche come gioco, perché adesso subito il Napoli il gioco, la migliore squadra d'Italia. Vi dovete calmare, faccio il pompieraggio, va bene, pompiererò.
è stato il nuovo hashtag della cosa. Pompiererò perché? Perché calma, perché non c'è bisogno, perché lasciateci divertire, la capolista, tutto quello che volete. Abbiamo appena cominciato, abbiamo visto gli anni scorsi. Calma, noi ci dobbiamo divertire, io mi sto divertendo, me la godo da morire. Dall'inizio della partita fino al post partita, anche il pre partita mi sto godendo. Va benissimo, si gode, poi arriveranno le problematiche e vediamo come le affrontiamo. Va bene, bravo Spalletti. Quindi ci ricorda che c'è il Milan, ci ricorda che c'è l'Inter, non dà per morta la Juve e fa bene, e aggiunge addirittura la Fiorentina a queste sorellastre che si possono lottare con l'Europa, perché è vero, adesso ci sarà, mettete le cose del fantacalcio che oggi già si gioca, già c'è Inter Fiorentina Inter, non lo so, non mi ricordo come mi chiamo, eccetera eccetera. Dopo aver sottolineato Koulibaly le 3K, K2, K Koulibaly, Kalidou Koulibaly, capitano no, comandante, il capitano è Insigne, noi abbiamo un capitano e un comandante, spettacolo assoluto. Poi ci sottolinea anche una cosa, dice nei primi 15-20 minuti lui dice poco palleggio, questo poi lo vedremo bene nel prossimo video dell'analisi tattica, poco palleggio, e si provava molto ad andare dalla destra sulla destra senza cambiare passo, perché lui voleva stanare l'Udinese. Quando Guido Gentile ci dice guarda che l'Udinese ha fatto un ottimo primo tempo, non ha torto, perché se dice le stesse parole di Spalletti vuol dire che gli ospiti del Caffè Napoli 1926 sanno di cosa stanno parlando. Spalletti ce lo conferma, l'Udinese ha fatto un buoni primi 20 minuti e stavamo andando in difficoltà, dopodiché più palleggio, che poi è una cosa che io a un certo punto ci sono stati 5 minuti di palleggio all'indietro che quasi in live mi stava dando delle difficoltà, dicevo no, dobbiamo essere più verticali, cerchiamo di non fare il palleggio sterile. Il palleggio non è sterile, il palleggio serve per stanare l'avversario, per fargli perdere le distanze tra i reparti. Lo capite o no? Avevo torto io in live, ha ragione Spalletti, punto. E hanno ragione tutti quegli allenatori che a un certo punto vogliono palleggiare per stanare l'avversario. Se sono tutti chiusi in difesa, li devi stanare, perché sennò vai a sbattere contro i muri. Non li volete capire i muri. Ci manca qualcosa, ma questo è un altro passaggio fondamentale di Spalletti. Quando lo incalzano, Barzagli gli dice lo scudetto eccetera eccetera, lui dice ci manca qualcosina, però, sempre il però, ma è vero che in certi ricambi la qualità non viene a mancare, è ovvio. Noi guardiamo la panchina di ieri, entra un As che è uno spaccapartite e ci sta piacendo il suo approccio al campionato, entra Lozano ed entra in quel modo. In panchina non hai ancora Mertens, non hai ancora Demme, non hai ancora Lobot che sono infortunati, hai Manolas in panchina, potrebbe sembrare un lusso, ma con questo Rachmani, ma molto meglio Rachmani senza dubbio. Quindi ci sono dei ricambi importanti in panchina, Zielinski era in panchina per capirci, e quindi la qualità non deve necessariamente abbassarsi quando entrano questi ricambi, soprattutto dal centrocampo in su. È ovvio che quando Spalletti dice tra i denti ci manca qualcosina, è chiaro che lui fa esordire Zanoli, è bello che faccia esordire Zanoli, però Juan Jesus è ancora in ritardo di condizione, non hai un terzino sinistro ancora a disposizione. Se tornasse Gulam tanto meglio, però ancora Mario Rui deve fare gli straordinari, e soprattutto Di Lorenzo deve fare gli straordinari, perché quando c'è stato da far riposare Mario Rui che aveva preso la botta e si è spostato Di Lorenzo a sinistra con Malquit a destra, è lì che Spalletti sta dicendo ci manca qualcosina, è la verità dei fatti. Signori miei, siamo assediati dall'amore. Spalletti dice siamo assediati dall'amore che poi ci aiuta quando le cose vanno bene. Rispondo io Spalletti, perché ancora non hai assaggiato come può essere cattiva la piazza di Napoli, ci aiuta a giocare con più fantasia, con più straordinarietà eccetera eccetera. Vabbè, questa è un po' filosofia. Noi forti, le altre fortissime, bravo, fai tu il pompiere così non lo devo fare io. E poi si parla di Fabian e di Anghissà e mi faccio aiutare da un intervento. Sì, no, noi abbiamo iniziato in questa maniera qui, poi Fabian in passato in questo ruolo aveva fatto delle grandi partite, alternando qualche volta qualche errore nel tenere palla, perché a lui gli piace toccarla, gli piace un po' trascinarla questa palla, ecco, invece stasera ha quasi sempre giocato a due tocchi, e lui le cose le vede, lui vede oltre il primo passaggio e riesce ad annusare da che parte poi c'è vuoto per andare a giocare, e se fa così può diventare un play importantissimo, perché gioca corto, gioca lungo, è fisico, perché poi quando ti viene addosso è anche fisico, non è velocissimo nelle distanze ampie, però perché il ruolo lì lo può fare benissimo, ecco, è resistente. Poi è chiaro che avere
Anghissà che qualche volta ci copre le spalle, che qualche volta ti arriva addosso e azzera tutto, a noi ci completa perché gli altri sono giocatori più tecnici, Zelinski, Elmas, sono calciatori che hanno più fase offensiva che fase difensiva. Ti adoro, Luciano, ti adoro, non solo perché nelle interviste ci parli di calcio, ci parli di campo, ci parli di tattica, di tecnica e capiamo più cose, ma anche perché, lasciatemelo dire, tanto siamo a 17 minuti, sicuramente siete rimasti in pochi, siete solo i miei eroi. È proprio quello che diciamo, è proprio quello che diciamo da un anno, da 2 anni di Fabian, è proprio così, si trascina la palla, però se gioca un tocco, c'ha la fisicità, c'ha le cose e anche chissà lo aiuta, che meraviglia, è veramente una cosa meravigliosa ragazzi. Io mi fermo qua per questo video perché questo è il video numero 2. Se avete finito di guardare questo completamente andate a vedere Messico 86 e tra qualche ora, non so ancora quando lo programmerò, ma vi uscirà oggi sicuramente perché potrei anche andare in televisione stasera, che ne sai? È martedì, è un martedì pazzesco ovviamente e quindi ci sarà l'analisi tattica con Lavagnetta e proprio le prestazioni approfondite di giocatori che hanno giocato con il 4-3-3 in maniera specifica. Da New York Valerio Fluido è tutto e come si arrizza. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.